Poco meno di 20 anni fa il decreto legislativo 231 del 2001 introduceva nell'ordinamento italiano la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, un momento di svolta nel panorama giuridico nazionale in materia di responsabilità d'impresa, con l'obiettivo su tutti di supportare gli operatori nella prevenzione della commissione di illeciti e reati all'interno dell'impresa stessa. Va da sé che la disciplina della 231 rappresenta un riferimento imprescindibile anche per le imprese del waste management, settore delicato quanto strategico, chiamate ad adattare i propri sistemi organizzativi ai modelli definiti dalla norma. Statisticamente è più facile per le imprese del settore ambientale cadere, diciamo così, in un problema 231 che per imprese che operano in altri settori. Il sistema dei servizi ambientali ha assunto delle caratteristiche che determinano la necessità che chi opera nel settore della gestione dei rifiuti si doti di un modello o quantomeno di un sistema organizzativo e gestionale adeguato alla complessità del sistema stesso. Le aziende devono avere a disposizione strumenti in grado di guidarli e saper costruire anche all'interno dell'azienda un sistema capace proprio di garantire questo tipo di tutela per la legalità del settore. Ed è proprio per guidare le aziende nella lettura e applicazione corretta della disciplina della 231 che Fisias Ambiente e Certiquality hanno presentato la versione aggiornata al 2020 delle prime linee guida di settore dedicate agli operatori della gestione rifiuti, affinché possano rappresentare un riferimento significativo e concreto soprattutto per la predisposizione di un modello organizzativo efficace. Nel documento è possibile trovare per le imprese che abbiano deciso di adottare un modello, ma anche quelle appunto che sono intenzionate a farlo, tutta una serie di indicazioni, misure tratte anche dalla pratica aziendale che sono state ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dalla normativa 231. Il decreto 231 è una normativa complessa, ma è una normativa che forse più di altre necessita di appunto qualche linea guida. Allora l'intento un po' di questo lavoro era appunto quello di provare a costituire una bussola con la quale gli operatori riuscissero un po' meglio a orientarsi. Ma come si integrano i modelli disciplinati dalla 231 con i sistemi di gestione certificati come l'ISO 14001? Possiamo dire che per quanto riguarda i reati ambientali, tutto quello che è previsto dal decreto legislativo 231 può trovare un'adeguata applicazione e evidenza di adeguata applicazione, di effettiva applicazione, proprio nell'adozione di un sistema ISO 14001. Io credo e ritengo che l'applicazione dei sistemi di gestione ambientale alle aziende che operano in particolare in settori dove la gestione ambientale è un aspetto essenziale della vita dell'impresa possa rappresentare veramente un grosso strumento di conduzione delle attività nel rispetto della legalità e quindi anche un fortissimo strumento a supporto della prevenzione.